Coach Totire 3-1 con il Bolzano nella roccaforte di Noventa, questa volta non è andata? No, questa volta non è andata, non abbiamo giocato molto bene, abbiamo degli equilibri che ancora dobbiamo sistemare perché Michael è arrivato poco tempo fa, non abbiamo fatto la miglior prestazione, magari avessimo continuato il secondo e il terzo set come il primo, il terzo avevamo più o meno la strada giusta come il primo, ma poi abbiamo commesso tanti errori consecutivamente e chiaramente hanno aperto la strada a Bolzano per il 2-1. Al quarto i ragazzi ci hanno provato fino alla fine, siamo stati punto a punto, abbiamo avuto anche 3-4 volte la palla per vincere il set, non è successo ma è uno sport di situazione anche per questo. In effetti hai detto bene, primo set 25-19, Invent era partito molto bene, stesso punteggio però all'incontrario nel secondo, cos'è successo? Ma non lo so, probabilmente ci siamo un po' affidati alla prestazione del primo set mentalmente, invece bisognava continuare a stare attenti e abbiamo commesso qualche errore di troppo, comunque non abbiamo gestito bene la palla perché comunque adesso la nostra è una squadra diversa, sai, quando cambi il motore di una macchina bisogna che tutti i componenti del motore vadano dietro al cuore principale. Vedendo le statistiche a fine gara col senno di poi, l'attacco questa sera ha un po' sofferto, da cosa è dovuta questa situazione secondo lei, coach? È dovuta che a un certo punto per causa di forza maggiore il nostro gioco per loro è diventato quasi scontato perché siamo stati costretti a giocare su metà rete e quindi con il muro piazzato si fa fatica, un po' anche perché ancora, voglio dire, Michael Sladecek è un gran palleggiatore, ma è chiaro che solo 3 allenamenti non bastano a un palleggiatore per conoscere bene i propri attaccanti e metterli a proprio agio. Ecco, parliamo proprio di lui, arrivato qualche giorno fa, pochissimi giorni fa, questa sera in campo, la squadra in questi primi allenamenti con lui come ha reagito lui e buona prestazione comunque la sua questa sera nonostante il poco tempo a disposizione per conoscere i meccanismi e le dinamiche della squadra. Sì, sì, buona prestazione, ha reagito la squadra in allenamento come il primo set che avete visto, quindi con tanto entusiasmo, con tanta cattiveria, con tanta disponibilità verso di lui e lui disponibile molto verso i propri compagni. E poi è chiaro che esiste sempre un avversario, arriva l'errore dietro l'angolo, noi adesso dobbiamo crescere più che sull'attacco, dobbiamo crescere molto di più sulla ricezione per mettere lui nelle migliori condizioni di giocare. Per il futuro adesso c'è una sfida difficile in programma a Santo Stefano il 26, ci sarà il Portoviro. Una settimana fa coach diceva a Motta la nostra prerogativa è vincere per la sfida col Bolzano, così non è stata, però con Portoviro cosa bisogna attendersi? Secondo me bisogna attendersi innanzitutto un Portoviro agguerrito perché necessita di 3 punti obbligatori per poter accedere alla Coppa Italia e loro chiaramente hanno lavorato bene tutto il girone d'andata e quindi a livello di gioco lo meritano. Sono una grandissima squadra, noi giocano soprattutto molto bene in casa, ma come dicevi prima, questo campionato se qualcuno dovesse scommettere sui risultati di questo girone, no? Questo campionato, di questo girone è impossibile, quindi bisogna tenere gli occhi aperti e bisognerebbe che il ghigno, il coraggio, la cattiveria, la spregiudicatezza delle altre non mi interessa, ma nella mia squadra ci deve essere molto di più di quello che abbiamo fatto finora. Passiamo oltre alla prossima gara per il girone di ritorno, cosa chiederà ai ragazzi? Ma per il girone di ritorno perché noi adesso abbiamo una partita molto vicina, quindi il lavoro che si fa su 2 allenamenti, non si può cambiare tantissimo. Poi abbiamo tanto da lavorare, soprattutto perché il girone di ritorno in casa qui a Noventa ospitiamo le prime della classifica, quindi noi adesso dobbiamo confermare innanzitutto i punti che ci siamo guadagnati nelle prime giornate e magari sicuramente farne qualcuno o molti di più.